4 milioni di euro di crediti d'imposta fittizi attraverso una frode legata al superbonus 110%. È quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle di Bassano nell'ambito di un'indagine durata 2 anni che ha portato alla denuncia di un ingegnere e di un architetto bassanesi, uno per truffa aggravata ai danni dello Stato, l'altro per false attestazioni nelle asseverazioni tecniche. Un raggiro che ha interessato mezzo Veneto. In pratica l'ingegnere, attraverso il bonus 110, emetteva fatture per interventi mai realizzati, creando appunto i crediti fittizi. L'inchiesta è partita quasi per caso. Degli ignari cittadini hanno controllato il loro cassetto fiscale e hanno trovato appunto delle fatture per lavori di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia che non avevamo mai richiesto. Come proseguiva la frode? Che l'autore, appunto questo ingegnere, falsificava le firme dei ignari committenti e si trasferiva questi crediti creati con fatturazione falsa. A questo punto lui disponeva di crediti illegittimi perché non ci sono stati lavori, però effettivamente utilizzabili per compensare imposte e contributi. Quindi in parte questi crediti illegittimi sono stati utilizzati in compensazione, in parte sono stati anche rivenduti da questo professionista, così appunto acquisendo degli illeciti profitti. Una volta acquisiti, infatti, i crediti inesistenti venivano ceduti a società terze, consentendone la monetizzazione e producendo un ingente profitto illecito. L'architetto bassanese, complice dell'ingegnere, fungeva da direttore lavori di lavori in realtà mai eseguiti, di cui accertava falsamente il buon esito. La normativa prevedeva appunto che a fronte dei lavori ci volesse, proprio per tutelare gli interessi erariali, delle figure terze che asseverassero, quindi accertassero, dichiarassero l'effettività dei lavori svolti. I finanzieri bassanesi della caserma di Via Maello hanno sequestrato 2.200.000 euro tra denaro a disposizione dei due indagati, crediti d'imposta e un appartamento in provincia di Vicenza.